Oggi coinvolti nell'iniziativa Nipoti Digitali i sindacati qui presso la sede della UIL. Io non ci casco approda la sua prima tappa di questa nuova avventura del 2025 nella sede della UIL, perché anche qui abbiamo pensato di portare il nostro messaggio di sensibilizzazione nell'associazionismo del territorio, quindi la UIL è uno degli enti, soprattutto per quanto riguarda il tema del patronato, dei servizi in generale, che ha stretto contatto con i pensionati, e proprio qui vogliamo lanciare il nostro messaggio di fare attenzione alle truffe. Quindi i nonni che partecipano e frequentano questo luogo possono essere, diciamo, anche loro vittime di truffa, e attraverso il progetto Io non ti casco del Comune di Agrigento e questo momento di sensibilizzazione oggi facciamo proprio una giornata grazie alla presenza delle forze dell'ordine, che ci daranno spunti necessari e importanti per evitare questo. I nipoti digitali anche qui protagonisti, perché la segreteria generale della UIL ha coinvolto anche i nipoti, e sarà un momento e un'esperienza importante da fare oggi. Ci saranno altri appuntamenti, vero? Assolutamente sì, continua il nostro tour nelle scuole della città, negli istituti comprensivi, ma poi saremo anche presenti nella CGL, nella Confcommercio, nella CNA di Agrigento. Insomma, c'è un fermento positivo per cercare di sensibilizzare il più possibile i nonnini ad evitare che questi truffatori, questi malfattori continuano ad fare danno non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sensibilità, dal punto di vista sociale. Segretario, oggi un incontro di Io non ci casco qui alla UIL di Agrigento per sensibilizzare tutti gli organi competenti del vostro sindacato, non ultimo anche quello dei pensionati a cui è rivolto il progetto. Sì, abbiamo condiviso il progetto sponsorizzato e portato avanti dal Comune con tanti altri partner, tra cui i Carabinieri, la Polizia Postale e altre associazioni, proprio per evitare le truffe alle persone anziane. C'è le truffe che vengono fatte tramite internet, le truffe che vengono fatte attraverso il digitale. Quindi viene sviluppato questo momento di formazione tra i giovani, i cosiddetti nipoti, che debbono aiutare gli anziani, i nonni, a conoscere bene internet, a conoscere bene i social, a cercare di evitare le truffe e a cercare di evitare anche di comprendere le fake news dalle notizie reali. Quindi oggi è un momento importante, abbiamo sviluppato oggi pomeriggio un ragionamento proprio per cercare di migliorare questa comunicazione. La UIL in realtà già aveva sviluppato progetti analoghi e simili in passato attraverso l'ADA, dove diversi anziani avevano fatto dei corsi proprio per conoscere il mondo di internet, il mondo dei social. Continuiamo per questa strada e quindi siamo ben lieti di ospitare questa iniziativa. Abbiamo visto un'ampia partecipazione all'evento. Sì, appena abbiamo divulgato la notizia, i nostri cosiddetti anziani o meno giovani hanno condiviso l'opportunità di partecipare, quindi penso che ne faremo altri incontri, magari non nella nostra sala, ma magari in qualche sala più grande, proprio per condividere questo percorso di formazione. Sì, oggi pomeriggio siamo alla UIL per parlare di truffe agli anziani, proprio con un gruppo di anziani, per poter ridare tutti i consigli necessari per prevenire le truffe e i raggiri. È un momento importante di confronto, anche perché i sindacati, come le parrocchie, come le comunità in cui racchiudono diversi cittadini dell'età anziana, si riesce a condividere, quindi a confrontarsi su questo aspetto. Infatti proprio si sta parlando proprio di questo, della realtà in cui viviamo, che è appunto caratterizzata da molte situazioni di truffe, non solo digitali, ma anche di presenza presso le proprie abitazioni di persone che vanno a trovare gli anziani in solitudine. Uno dei tanti casi che abbiamo infatti aiutato una persona anziana, un 87enne che vive sola e purtroppo senza familiare a supporto, si è visto arrivare diverse bollette significativamente alte che alla fine non coincidevano con l'effettivo consumo dell'energia stessa, e quindi si è rivolto presso gli uffici ad hoc di Agrigento per chiedere appunto questo aiuto. Sostanzialmente abbiamo analizzato il contratto e abbiamo visto che non era stato inserito all'interno del mercato
mercato tutelato, e abbiamo scoperto pure che lui aveva stipulato questo contratto telefonicamente, quindi anche lì trasparenza contrattuale inesistente, e quindi facendo anche rete con gli uffici presenti qui alla Will Agrigento, Qualicaff e Patronato, siamo riusciti non soltanto ad inserirlo all'interno del mercato tutelato dell'energia previsto appunto per gli over 75 ma anche per persone vulnerabili, ma siamo riusciti anche ad aiutarlo usufruendo di tutti quei bonus che spettavano a lui come di diritto. Invece tu? Come operatori volontari cerchiamo di sensibilizzare l'intera comunità che comunque viene qui a chiederci un aiuto, cerchiamo di aiutarli facendo rete, come ha detto la mia collega, e utilizzando quelli che sono i molteplici servizi offerti dal nostro ente, e cerchiamo di diffondere sempre informazioni corrette e pratiche giuste che gli anziani, ma cioè anche persone vulnerabili che si rivolgono a noi, dovrebbero esserne a conoscenza.